Buonasera, alle principali notizie. A Palermo dall'arcivescovo Lorefice un messaggio di speranza per tutta la città. Basta violenza, esploda la pace. Anche a Catania l'arcivescovo Renna dice un Natale che sia di tolleranza. Il tradizionale pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio di Catania dedicato ai più bisognosi, 700 i commensali nella chiesa di San Nicolò l'Arena, tra loro anche l'arcivescovo L'Imam. A Siracusa regali, sorrisi e tanta allegria per i bimbi ricoverati dall'ospedale Umberto I per l'arrivo dei supereroi. A Catania la polizia porta doni ai piccoli in cura al Policlinico. Nuovo dramma del mare, il naufragio stavolta è avvenuto al largo del Mediterraneo, 116 migranti che risultano dispersi, l'unico sopravvissuto tratto in salvo da un peschereccio. Sicurezza, la città di Palermo ricorre anche alla vigilanza privata contro la movida violenta nel periodo delle feste, 11 le pattuglie che supporteranno le forze dell'ordine, ma è subito polemica. Scicli si candida a diventare la prima capitale del mare italiana con i suoi 22 chilometri di costa, punta alle sue borgate come leva identitaria, ambientale ed economica. Calcio, feste di fatica per il Palermo atteso dall'ultima gara del 2025. Sabato al Barbera arriva il Padova, problemi in difesa per il tecnico Inzaghi. In Serie C il Catania si gode del primo posto in classifica, guarda al nuovo anno con tanta voglia di migliorarsi. In casa Trapani e Siracusa tengono invece banco le questioni societarie e il rischio penalizzazione per entrambe. Eccoci, buonasera e buon Natale a tutti dalla redazione di Telecolor e dunque un messaggio di speranza per tutta la città di Palermo. Lo lancia l'arcivescovo Corrado Lorefice nell'omelia in cattedrale, ringrazia chi si è impegnato per aiutare soprattutto i più bisognosi e poi un abbraccio a chi ha perso un figlio in maniera appunto violenta. Marco Gullà. Dalla lotta al crack all'abbraccio ai genitori di Sara Campanella, di Roberta Siragusa, di Paolo Terranova, segnati dall'atroce e ingiusta morte dei loro figli. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella messa di Natale in cattedrale vuole mandare un nuovo messaggio di speranza per una città che quest'anno è stata travolta dalla cronaca in diversi episodi. Lorefice nella sua omelia dice grazie per gli abbracci ricevuti allo Zen e a Borgonuovo, nelle scuole dello Sperone e per le vie di Brancaccio e di Ballarò. Grazie ai giovani che si sono indignati e che hanno manifestato pacificamente per l'assurda violenza omicida e distruttiva che si è scatenata in Terra Santa. Deve esplodere anche a Palermo una cultura non dell'oppressione, non della violenza, ma della liberazione e della pace. Tutti ci dobbiamo impegnare, a maggior ragione se siamo cristiani. Una gratitudine a tutti e soprattutto a quei giovani che si sono indignati e hanno manifestato e lo hanno fatto pacificamente. Perché non si può dire no alla violenza con altra violenza e li ringrazio e continuiamo a far partire dalle nostre labbra e soprattutto dalle labbra del cuore questa parola, pace, diciamolo a tutti e diciamolo a quelli che hanno in mano le sorti della famiglia umana, i grandi di questo mondo che ancora sembrano giocare con la guerra. Dobbiamo ripensare il nostro stare al cuore del Mediterraneo, a maggior ragione per noi che stiamo sulla zattera che è la Sicilia. C'è una sola parola, prima di tutto riconoscere l'altro e accoglierlo, poi tutto il resto. Adesso sentiamo qui a Catania l'arcivescovo Renna che parla di un Natale nel cuore di tutti, pensando soprattutto a chi sta male e anche a chi è in difficoltà economica. Sentiamo. Dalla lotta al crack all'abbraccio ai genitori di Sara Campanella, di Roberta Siragusa, di Paolo Terranova. Ciascuno di noi di fronte ad una festa si mette in una postura che può recepire la bellezza di questo messaggio che ci giunge ogni anno, che fa parte della tradizione cristiana che tante volte magari abbiamo riempito di consumismo. Un Natale di speranza perché queste ferite a volte sono nelle nostre famiglie, sono nei nostri cuori, sono nella società, in una polarizzazione, di posizioni politiche che a volte diventano esasperate e poi penso alle tante persone che vivono o malattie o disagi di tipo economico, però il Natale è cosa del cuore di tutti.
E a Catania si rinnova il tradizionale pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio, dedicato appunto alle persone che sono in difficoltà nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Oggi 700 commensali, tra loro anche l'imam e l'arcivescovo Renna. Sentiamo. Antipasti, pasta al forno, pollo e poi gli immancabili dolci natalizi. Il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio è tutto all'insegna della tradizione. Nella chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania si rinnova l'appuntamento dedicato alle persone più bisognose per dare loro un pasto caldo da condividere con una grande famiglia. Questo appunto è un popolo che noi incontriamo tutto l'anno, sono gli anziani che vivono in istituto, le tante persone sempre di più che finiscono via per strada, la generazione dei 1.000 euro al mese, gli stranieri, i bambini di periferia e altri ancora. La Sicilia sta andando a due velocità: se da una parte la parte medio-alta della società cresce economicamente, i poveri aumentano, oramai questo lo sappiamo. Quest'anno sono oltre 700 i commensali, assieme a loro anche l'arcivescovo Luigi Renna e l'imam di Catania Keita Abdelhafid. Oggi sarà una festa per tutti però. Il Natale è per tutti, il Natale è una storia di piccoli, di poveri, di periferici che raggiungono Betlemme, e chi vuole vivere il Natale non può fare altro che seguire questo popolo che ritroviamo nel presepe. E allora vedere seduti in tanti con gioia a tavola, vedere il vescovo e l'imam, vedere il ricco e il povero che si abbracciano, è un po' quello che Francesco d'Assisi immaginava quando ha fatto il presepe vivente. Ecco, un presepe vivente 2.0 potremmo dire. Il servizio era di Emanuela Corsi. Adesso a Siracusa regali, sorrisi e tanta allegria in uno dei luoghi dove si vivono momenti difficili. Con le nostre telecamere vi portiamo all'ospedale Umberto I. Nei reparti sono arrivati i supereroi per allietare grandi e piccini. Francesco Aloi. Fuori dai fumetti o dalla TV, i supereroi sono qui, dal vivo. Quando entrano nei reparti degli ospedali, chi è ricoverato per qualche minuto dimentica la sofferenza, sorridendo un po'. Qui siamo in pediatria, all'Umberto I di Siracusa. La nostra prima missione è quella di regalare un sorriso ai bambini, ma ovviamente non esistono solamente loro, ci sono anche altre persone. Infatti noi siamo autorizzati ad andare sia in geriatria che in ortopedia a Siracusa, ad Avola e a Lentini, ma oltre a questo svolgiamo anche svariate missioni, come per esempio siamo stati al Gaslini, siamo stati al San Marco, tutto quello che possiamo e riusciamo a fare per donare un sorriso. Loro sono i superheroes, volontari che hanno una mission in particolare: fare del bene regalando sorrisi, e per farlo bene sono più che preparati. Usufruiamo dell'aiuto di tutti gli psicologi, psicoterapeuti, qualsiasi persona che possa insegnarci qualcosa, e la formazione è appunto questo. Siamo tutti i supereroi di qualcuno! E buon Natale! E anche quest'anno gli agenti della Questura di Catania e il Motoclub della Polizia hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Rodolico San Marco per portare un piccolo dono e un sorriso ai bambini lontani da casa per sottoporsi a cure e terapie. Il questore Bellassaglio, agenti hanno donato ai piccoli anche alcuni gadget della Polizia, suscitando emozione ed entusiasmo tra i piccoli pazienti che hanno risposto con i loro sorrisi sorpresi per la visita della polizia appunto in reparto. Con la cantata dei pastori la musica popolare entra nel Tempio della Lirica per un omaggio alla Natività. Al Teatro Massimo Bellini di Catania, Mario Incudine e Lautari hanno proposto una performance piena di emozioni. Orazio Longo. La novena di Natale si trasforma in un racconto musicale e teatrale che ripercorre i 9 giorni del faticoso viaggio di Maria e San Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Un cammino simbolico di attesa, fede e speranza nella dimensione di un messaggio di pace e fratellanza attraverso il canto, la musica e la parola. Al Teatro Massimo Bellini di Catania con la cantata dei pastori, progetto artistico di Mario Incudine e i Lautari con Antonio Vasta all'interno della stagione concertistica 2025-2026.
La musica popolare con il repertorio delle novelle e delle pastorali entra nel tempio della lirica, regalando un momento di ascolto e di condivisione attraverso la memoria, la spiritualità e il racconto collettivo, spiega lo stesso Mario Incudine, voce narrante e regista dello spettacolo. In scaletta brani del repertorio classico e composizioni originali come Il Cunto di Erode, scritto da Mario Incudine per raccontare la strage degli innocenti. Apriamo la pagina della cronaca perché c'è stato un ennesimo naufragio a largo del Mediterraneo. Sono disperse 116 persone che erano a bordo di un barcone partito dalla Libia. C'è un unico sopravvissuto tratto in salvo da un peschereccio. Luca Ciliberti. Spariti nel Mediterraneo. Adesso si teme che 116 migranti partiti dalla Libia lo scorso fine settimana siano morti in mare. All'alba del 20 dicembre Alarm Phone aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce e a bordo del quale c'erano 117 migranti partiti da Zuara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto sarebbe stato salvato da un pescatore tunisino. Secondo le informazioni ricevute, la partenza era avvenuta intorno alle 20 ora locale della sera precedente. Abbiamo tentato ripetutamente di contattare la barca tramite telefono satellitare senza successo, afferma la ONG tedesca. Le guardie costiere e le organizzazioni umanitarie sono state allertate nonostante non avessero una posizione GPS. Per tutto il giorno abbiamo continuato a cercare di raggiungere la barca tramite telefono satellitare e ancora una volta senza successo. Quando abbiamo contattato la Guardia Costiera italiana, dice Alarm Phone, hanno confermato di aver ricevuto la nostra mail, ma hanno immediatamente chiuso la chiamata senza fornire ulteriori informazioni o rassicurazioni. La cosiddetta Guardia Costiera libica, ricostruisce Alarm Phone, ci ha detto che il telefono non era stato salvato né intercettato e non c'erano barche tra il 18 e il 19 dicembre. La sera del 21 dicembre ha ricevuto informazioni di che pescatori tunisini avevano trovato solo un sopravvissuto su una barca di legno. Avrebbe dichiarato, quest'ultimo, di essere stato in viaggio da Zuara 2 giorni prima della tragedia. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza il tempo è peggiorato drasticamente, con venti che raggiungevano i 40 km/h. Il sopravvissuto sarebbe stato trasferito dai pescatori in un ospedale in Tunisia. Per gli altri sembra non ci sia più nulla da fare. La città di Palermo ricorre alla vigilanza privata contro la movida violenta nel periodo soprattutto festivo. 5 le pattuglie di pomeriggio e 6 di notte supporteranno le forze dell'ordine, ma è già polemica. Maglio Viola. Polizia municipale e forze dell'ordine sono insufficienti e la città di Palermo ricorre ai privati per controllare centro e periferie durante le feste. Attraverso un affidamento diretto al gruppo Sicur Transport a partire dal pomeriggio della vigilia di Natale e per l'intero periodo delle festività natalizie fino al 1 gennaio 26 compreso, è in vigore a Palermo un servizio di vigilanza privata in alcune zone strategiche della città. Formalmente si tratta delle aree dove insistono immobili e strutture comunali o installazioni. I controlli scattano con una pattuglia di vigilanza privata in ognuna delle 5 aree sotto controllo stringente, ovvero Zisa Sferracavallo Mondello, Piazza Ungheria Teatro Massimo, Cattedrale Piazza Vittoria, Stazione Centrale Quattro Canti. Nella notte dopo le 20 le pattuglie diventano 6 e si aggiungono le aree di Borgo Nuovo CEP, Piazza Nascea, Via La Lumia, teatro degli ultimi eventi, con una pattuglia che arriverà fino a Via 20 Settembre e Villa Trabia. Per il sindaco si tratta di un intervento tampone per rafforzare controlli e sicurezza nel periodo delle feste, dopo la constatazione dell'insufficienza delle forze disponibili, ma per la consigliera del PD Mariangela Di Gangi si tratta di un insulto alla città, alla prefettura, a questura, forze dell'ordine e polizia municipale, oltre che al consiglio comunale completamente scavalcato, e ancora di una ulteriore conferma della inadeguatezza materiale e culturale di questa amministrazione. Una breve pausa e poi andremo a Scicli, che si candida a diventare la prima capitale del mare italiano. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Roberto Colletti, ex manager degli ospedali Villa Sofia Civico, indagato nell'inchiesta su un comitato d'affari che gestiva nomine, concorsi e appalti nella sanità siciliana, in cui è coinvolto anche l'ex governatore Totò Cuffaro.
Scicli si candida a diventare la prima capitale del mare italiana. Con i suoi 22 chilometri di costa punta le sue borgate come leva identitaria, ambientale ed economica. Veronica Barbarino. 22 chilometri di costa con scogliere e spiagge, dalla foce del fiume Erminio fino a Punta Pisciotto, passando per Donna Lucata, San Pieri, Cavadaliga e Playa Grande, e il mare di Scicli, l'affaccio più lungo della provincia di Ragusa, noto ai molti per aver fatto da sfondo anche alle celebri atmosfere del commissario Montalbano, oggi si candida a prima capitale del mare italiana. L'iniziativa nazionale del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, punta a valorizzare il patrimonio marittimo e a rafforzare l'economia blu, in linea con le strategie europee e con il Piano del Mare 2023-2025. A partire dal 2026, infatti, il comune che otterrà l'ambito riconoscimento riceverà un finanziamento di 1 milione di euro, destinato a progetti di tutela dell'ambito marino, promozione culturale e sviluppo economico sostenibile. Scicli punta quindi sulle sue borgate, simbolo del legame storico e quotidiano tra la città e il mare, dove albe silenziose, barche dei pescatori e orizzonti senza confini raccontano l'anima più autentica del territorio. Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio, con il Palermo e il Catania. Eccoci al calcio, Palermo ancora al lavoro in vista dell'ultima gara del 2025. Sabato al Barbera arriva il Padova, problemi in difesa per il tecnico Inzaghi. Marco Gullà. Il Palermo chiede a Babbo Natale un regalo posticipato di qualche giorno. Sabato al Barbera arriva il Padova e la formazione di Inzaghi vuole chiudere con una vittoria il 2025 prima della sosta invernale. Il Palermo però rischia di presentarsi alla sfida con il Padova con un reparto difensivo ridotto all'osso. Le condizioni di Pierozzi e Beresischi, entrambi in dubbio e da valutare fino all'ultimo allenamento, tengono in sospeso le scelte di Inzaghi. Un'incertezza che pesa in modo particolare perché si innesta su un quadro già compromesso dalle assenze certe di Bani e di Achité, fermati dal giudice sportivo dopo la trasferta di Avellino. Rebus di formazione, Inzaghi spera di recuperare quantomeno uno tra Pierozzi e Beresischi e avere quindi maggiore solidità in difesa. Sarà probabilmente l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, da capire se Inzaghi lo schiererà per qualche minuto o se lo lascerà ancora in panchina. Per Brunori si avvicina la Sampdoria. Dopo il match di sabato, il direttore sportivo Carlo Osti accenderà i motori del mercato. Il nome di Matteo Tramoni resta al centro del radar del Palermo, ma la trattativa appare tutt'altro che agevole. L'esterno offensivo del Pisa, reduce dal primo gol in Serie A contro il Cagliari, è uno dei giocatori più appetibili della rosa nerazzurra e un profilo seguito con attenzione anche dal club rosanero, che al momento mantiene un atteggiamento prudente. Il Pisa però chiede circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club rosanero. E il Catania, siamo alla Serie C, si gode il primo posto in classifica sotto l'albero di Natale, ma anche la possibilità di crescere ancora nel 2026. Francesco Triolo. Il Palermo chiede a Babbo Natale un regalo posticipato di qualche giorno. Il primo posto in classifica non è il solo regalo che il Catania si è fatto sotto l'albero del 2025. Oltre alla fiducia, all'entusiasmo, alla voglia di tornare in altre categorie, perché la Serie C non basta più, come cantano i tifosi della curva, ci sono anche le basi strutturali per quello che dovrà essere il club del futuro. Il riferimento principale a Torre del Grifo, il centro sportivo nel 2025 è stato acquistato dal Catania di Pelligra e nel 2026 si conta di farlo diventare nuovamente la casa del calcio rosso-azzurro, un impegno economico importante con uno sguardo al futuro e alle basi di solidità del club che vuole accompagnare la crescita anche sportiva. Quella compete alla squadra. Mimmo Toscana è un gruppo che sta dimostrando, nonostante le assenze, di poter competere ai massimi livelli del campionato, assenze che però dovranno essere colmate in sede di calciomercato e lo sa bene la società, tanto che il direttore sportivo Pastore sta lavorando su più fronti, soprattutto in mediana e in attacco. Ma Toscano conta anche di recuperare qualcuno dei giocatori che nell'ultimo periodo non sono stati nel pieno della condizione. Raimo, Donnarumma e Pieraccini, per esempio, potranno considerarsi dei nuovi acquisti già a gennaio, oltre quelli che arriveranno. C'è anche Martic tra quelli fermati da infortunio, ma il difensore austriaco è uno dei possibili partenti anche per far posto a qualcun altro nella lista dei possibili tesseramenti. Se ne parlerà dopo le feste. Intanto il Catania si gode il primato e guarda al futuro con la speranza che sia a tinte rosso-azzurre.
E sono giorni di riposo per Trapani e Siracusa che torneranno in campo il 4 gennaio. Per le due squadre i temi attuali sono le penalizzazioni in classifica e il mercato. Sergio Colosi. In casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso del club Granata relativo alla penalizzazione di 8 punti, dopo il nuovo deferimento se ne attendono altrettanti, forse entro l'8 gennaio. A quel punto la classifica del Trapani cambierebbe anche tanto, dall'obiettivo play-off a quello di evitare la retrocessione. La ripresa degli allenamenti è fissata al prossimo 29 dicembre, ma sarà condizionata dal mercato. La società infatti ha stabilito di ridurre il monte ingaggi e alcuni big sono in partenza. Richieste per Canotto, Negro e Ciotti, ma anche Fischnaller e Di Noia. La vittoria del Siracusa nel derby contro il Trapani con il primo clean sheet stagionale è stato un piacevole e intenso intermezzo in una fase complicata in cui i temi principali sono pagamento di stipendi, penalizzazione e calciatori in partenza. La società avrebbe versato un acconto delle 2 mensilità senza contributi previdenziali. Al Siracusa potrebbero essere tolti da 4 a 6 punti, vanificando così gli ultimi risultati positivi. Richieste per Alma, Ba, Molina, Parigini e Valente. L'incertezza sul futuro societario, come nel caso del Trapani, potrebbe accelerare le cessioni. Prossimi appuntamenti di campionato il 4 gennaio, Siracusa Salernitana e Trapani Casarano. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e ancora auguri di buon Natale dalla redazione di Telecolor.